Ciao ragazzi, benvenuti a Venezia. Sto per entrare nella chiesa di San Barnaba, dove da 25 anni è allestita una mostra dedicata a uno dei massimi geni della cultura mondiale, Leonardo da Vinci. Venite con me. Questa non è una mostra qualsiasi, bensì una mostra interattiva nella quale è possibile toccare con mano e azionare le macchine pensate da Leonardo da Vinci, cioè concepite, pensate, progettate, ma mai realizzate fisicamente, anche se i presupposti scientifici e ingegneristici, ricordiamoci che siamo a cavallo tra 1400 e 1500, si rivelarono straordinariamente efficaci nei secoli futuri e fino ancora ai giorni nostri. Leonardo, come ripeto, queste opere non le realizzò mai, cose che invece ha fatto Paolo Tarchiani, il direttore di questa mostra, direttore ma anche artigiano, perché utilizzando gli stessi materiali che poteva avere a disposizione all'epoca Leonardo da Vinci, quindi il legno, il ferro, il cotone, l'ottone, ha studiato profondamente questi progetti e li ha materializzati in scala fedelissima. Un lavoro certosino, attento, animato ovviamente da una grande passione per dar vita a dei progetti che fino a quel momento erano rimaste praticamente sulla carta, preziosissima, ma pur sempre di carta si tratta. E allora immergiamoci insieme a lui in questo viaggio a ritroso nel tempo che però ci riporta in maniera incredibilmente straordinaria anche agli utilizzi di oggi. Ma è vero che Leonardo fu anche un po' un precursore degli ingranaggi per le automobili? Esattamente. Leonardo studiò il cambio di velocità, che ve lo mostriamo, che è questo modello qua. C'è i rapporti? Ci sono i rapporti, prima, seconda, terza, costituiti da piatti con questi tagli e l'ingranaggio a lanterna, che praticamente si interseca perfettamente girando e ogni piatto gira più piano rispetto a quell'altro, come la prima, la seconda e la terza dell'automobile praticamente. Però se si pensa che eravamo a mezzo millennio di anni fa... Esatto, sono scoperte come tante di Leonardo che ha fatto, come ad esempio il crick, che è composto da 2 ruote dentate ed una barra verticale sempre dentata. Come si vede, la perfezione degli ingranaggi fanno sì che tutto il peso si sviluppa fra di loro e tira su pesi come un'automobile, insomma, che si può fare con una mano. Vista così uno può dire, beh, semplice, banale, però bisognava pensarci. Esattamente. È quello il genio. Esattamente, il genio, definito genio universale nel 2019. Genio universale perché Leonardo, appunto, se si va a vedere i suoi codici, ci sono migliaia e migliaia di disegni, grazie a loro noi possiamo realizzare le macchine, come ad esempio un'altra macchina del moto che è la catena. La catena è un'altra macchina costituita da 2 ruote dentate e una catena che permette il moto sia orizzontale che verticale. Ci ricorda la bicicletta, per esempio. E andiamo, se si va a vedere la minuziosità del disegno di Leonardo, ci si rende conto appunto della sua genialità, perché è una roba incredibile. Oltretutto, per ridurre gli sforzi, visto che parlavamo del crick, mi pare che ci sia anche questa, io la chiamo macchina. Esatto, giusto? Questo è un modello che sono carrucole, ce ne abbiamo di 2 tipi. Questa qua permette di sollevare lo stesso peso usando sforzi diversi, perché se si parte con la prima, lo faccio vedere, che è una corda sola? Con la prima carrucola, che è una carrucola sola, lo sforzo sarà un po' più forte, man mano si riduce in base a quante carrucole ci sono, fino ad arrivare a fare pochissimo sforzo quando ci troviamo 6 carrucole, perché adesso tutto il peso si distribuisce fra di loro. Anche questa vista adesso così sembra logica, però all'epoca era sicuramente uno studio siccome Leonardo viveva a Firenze, in quell'epoca Firenze era una città, un cantiere aperto, c'era la costruzione di edifici, di palazzi, di monumenti, c'era bisogno di sollevare delle grosse pietre, per esempio, usando degli sforzi irrisori grazie a questo studio sia di carrucole che di ingranaggi come i meccanismi elicoidali, le binde a vite. Leonardo viaggiò moltissimo nella sua vita e se scorrete la sua infinita biografia leggerete sicuramente della sua vita fiorentina, ma anche dei soggiorni milanesi, prima ospite degli Sforza, poi anche dei francesi, poi leggerete dei suoi soggiorni a Roma, in Francia e anche qui a Venezia, seppure soltanto per un breve periodo di tempo.
Ma quello che conta è che in ognuno di questi luoghi in cui Leonardo visse per un piccolo o lungo periodo della sua vita, lasciò un segno indelebile della sua grandezza, che era una grandezza poliedrica, apprezzata soprattutto nel mondo dell'arte pittorica, eterna la sua ultima cena, ma anche scultorea, e poi in una serie infinita di opere di ingegneria civile e militare. La grandezza di Leonardo sta in questo, nell'essere stato un grandissimo precursore dei tempi, contribuendo in maniera incredibile allo sviluppo della civiltà moderna. E questa mostra, allestita proprio a Venezia, ha un suo significato ben preciso. Cos'è il movimento liquidale? Come si vede, il movimento liquidale, scusate, è praticamente lo sviluppo di una ruota dentata su una vite senza fine orizzontale, girando la quale si sollevano dei pesi enormi con uno sforzo minimo. E questo appunto permette di abbassare o di alzare Certo. delle pietre magari di 1 tonnellata. Senti Paolo, ma queste macchine, così come le vedo io, chi è che le ha fatte? Allora, le macchine le costruiamo noi direttamente fedelmente dai codici. Abbiamo dei laboratori dove si fa la lavorazione sul legno e lo studio delle misure per realizzare poi gli ingranaggi. È un lavoro molto complesso che richiede concentrazione, manualità e tanto tempo, però è uno spirito che ti avvicina molto al pensiero di Leonardo quando fai modelli, perché ti interpreti un po' nella sua genialità. E cosa si prova a mettersi nei panni di un genio? È una sfida abbastanza impegnativa, bisognerebbe sapere il pensiero di Leonardo quando ci vede a realizzare, ma io penso che rimanga soddisfatto, perché in questi anni abbiamo fatto tante cose importanti a livello culturale, rendendo omaggio a un personaggio unico nel suo genere da valorizzare e a portarlo in giro per il mondo. Questa è una di quelle, un modello ripreso da Archimede, si chiama la vite di Archimede, e praticamente con questo tubo di rame porta l'acqua dal basso verso l'alto, che serve sia per trasportare l'acqua ai piani alti come per prosciugare i canali o ristagni d'acqua che possono portare a formazione di batteri, stando Quante fermi. di queste opere poi in quel periodo furono effettivamente concretizzate e applicate dai suoi committenti? Ma subito dopo, dai disegni di Leonardo siamo arrivati ad avere poi lo sviluppo durante gli anni di macchinari più evoluti, ma col principio leonardiano alla fine, e ce ne ritroviamo a qualsiasi cosa si può pensare, il riferimento c'è sempre a Leonardo, non c'è niente da fare. Ci porta a volare? Andiamo a volare. Perché anche quella, Leonardo era un grande osservatore della natura. Esatto. E questa era una delle sfide anche più suggestive, no? Sì, perché Leonardo osservava molto gli uccelli, il movimento alare degli uccelli e il movimento e la forza del vento e dell'aria, perché il suo obiettivo era portare l'uomo a volare, e con l'ornitottero prono ne abbiamo la dimostrazione pratica. Praticamente c'era un uomo steso verticale che con l'uso delle braccia e delle gambe poteva azionare le ali, e da lì è nato l'aliante con estremità alari manovrabili, il deltaplano. Questi sono studi di ali. Il volo per Leonardo era importante, infatti chi ha provato il volo camminerà guardando il cielo, perché là è stato ed è là che vuole tornare. Una frase celebre di Leonardo. Una cosa simpatica di questa mostra è il matrimonio tra l'antichità, tra il passato geniale di Leonardo da Vinci e l'attualità tecnologica. Qui dentro ci sono circa 60 macchine, 60 opere. Con il telefonino, in molte di queste ci si può avvicinare, inquadrare il QR code e avere direttamente la spiegazione dell'opera, su come è stata pensata, come è stata concepita, come è stata costruita, direttamente dal suo autore, da Leonardo da Vinci. Nei miei studi per migliorare la navigazione su fiumi e canali lenti, ho progettato una barca con un sistema innovativo di propulsione. Ho modellato lo scafo ispirandomi alla forma dei pesci per un miglior galleggiamento e ho sostituito remi e vele con grandi pale rotanti. Queste, azionate da un marinaio tramite pedali o manubri, trasmettono energia a un sistema di ingranaggi che muove le pale, rendendo la navigazione più veloce ed efficiente, con meno fatica. La vite aerea è concepita come un dispositivo che possa sollevarsi verso il cielo penetrando l'aria come una vite penetra il legno.
Immaginate una grande elica, o meglio una spirale con un raggio di ben 4,8 metri, ricoperta di un tessuto leggero come il lino. Questo tessuto, teso su una struttura solida ma leggera, dovrebbe girare rapidamente su se stessa, generando una forza capace di vincere la gravità e sollevare la macchina da terra. Senti Paolo, perché una mostra a Venezia? Allora, innanzitutto Venezia è una città che ha dei legami particolari con Leonardo, basta pensare ai disegni che ha fatto sugli studi per respingere i turchi nel loro territorio quando ci furono gli attacchi nel territorio veneto. La confluenza di due fiumi costituivano la costruzione della diga che inondava il territorio nemico. In più a Venezia c'è l'uomo vitruviano all'Accademia, che è uno dei disegni fra i più importanti che ha fatto Leonardo, nonché lo studio di palombari, sommozzatori per la realizzazione di canali, per la pulizia dei canali. Ci sono tanti elementi che portano Leonardo a Venezia. Questa mostra è nata a fine anni 90 grazie alla collaborazione mia e di Nicolai Gabriele, che tuttora al Museo a Firenze, molto bello anche lui, e altre mostre in giro per il mondo. E i nostri studi su Leonardo sono nati per pura casualità, perché noi si realizzava dei modellini piccoli per degli allestimenti fieristici e la gente si concentrava più sui modelli che magari sugli oggetti esposti alla fiera. Da lì abbiamo avuto l'idea di svilupparli in maniera più grande e di realizzare le prime mostre che ci hanno portato poi a espandersi nel territorio mondiale, a realizzare mostre un po' dappertutto. Se tu dovessi esprimerti con un pensiero tuo, no? Cosa vorresti, al di là dell'ammirazione per il genio, cosa vorresti che una persona si portasse a casa visitando una mostra come questa? Ma sicuramente si porta a casa un bagaglio culturale molto importante, perché chi viene a vedere la mostra si rende conto che non va dato niente per scontato, anche le cose più semplici e banali ci riportano a degli studi magari impressionanti e Leonardo ti lascia dentro questo. Io quando vengono gli studenti sono molto contento perché si avvicinano a un mondo manuale, lavorativo, per riportare anche il pensiero nostro stesso a concentrarsi e a tirare fuori da noi. Ognuno di noi ha delle capacità incredibili che magari non lo sa, magari vedendo questa mostra gli viene voglia di cominciare a lavorare il legno e di farsi anche una seggiola o un cuscinetto come Leonardo, per esempio, no? Anche perché il genio sta nella semplicità degli elementi. Esattamente. Paolo, la mostra è aperta sempre? Il Museo di Leonardo è aperto sempre, dal 2001, che ormai sono passati più di 25 anni, è aperta tutti i giorni dell'anno, dalle 10 alle 19, tranne eventi atmosferici. Per carità. Tipo acqua alta o nevicate o burrasche, che Venezia d'inverno è tremenda per questo. Siamo sempre aperti. Ragazzi, se volete volare con la fantasia ma con l'ammirazione del genio, fate un salto qui in campo San Barnaba, dove troverete Paolo e i suoi collaboratori e una mostra sicuramente spettacolare. 26 anni di attività e non sentirli. Vi aspettiamo, grazie. Ciao ragazzi.